Bene, eccoci qua, siamo tornati in diretta, come ben sapete. Io ho fatto anche la correzione, non so se hai notato. Bravo, Perdoni l'errore di battitura. E quindi noi stiamo parlando del nuovo polo ospedaliero, ci stiamo chiedendo se serve e soprattutto le cose che bisognerebbe prima capire per poi attivarsi e costruire, giusto? Sì, continuando nelle domande che si dovrebbe porre tutti quanti e che io pongo in nome e per conto dei tecnici ma anche dei cittadini, di tutti, e a questo punto se questo ospedale è l'ospedale che serve anche ai padovani o l'ospedale che serve, dicevo prima, alla facoltà di medicina, non c'è problema. Però, continuo a dire, se nel vecchio progetto Patavium circa 1 miliardo e 200 milioni servivano al campus e tutto questo, se si decide che occorre una cosa del genere, si faccia, ma non parliamo di nuovo ospedale. E il finanziamento, signori, facciamolo uscire al Ministero al MIUR, al Ministero dell'Istruzione, e non impoveriamo il Servizio Sanitario Nazionale e non togliamo risorse all'integrazione ospedale-territorio, non aumentiamo i ticket per avere questi soldi, non facciamo pagare di più parcheggi o servizi ai cittadini per pagare un ospedale eccessivo. Pensate che l'ipotesi che fu fatta 4 anni fa di 1 miliardo e 750 milioni esattamente costava la metà di quanto che costava la mega portaerei. Eccola che arriva. Nel frattempo abbiamo anche Sinigaglia al telefono. Caposquadra delle portaerei americane, atomica addirittura, la portaerei Nimitz che ha 5.000. Vediamo se riesco a trovare la slide al volo, figuriamoci. Ha 5.000 di persone dentro, addirittura un ospedale di 200 posti letto, ovviamente senza aerei. Cioè ci eravamo dotati di mezza portaerei. Eccola qua. Oppure il ponte sullo stretto è stato ipotizzato, costava 3 miliardi 140. Bene, e tutti dicevano che costava troppo. Eccolo qua. Allora, ma oggi i 660 milioni, che sembra in realtà molto di meno, non è altro che lo stesso progetto, solamente l'area sanitaria. Ma è sempre tanto, perché secondo i tecnici un costo di un ospedale di altissimo livello dovrebbe essere 480 milioni, quindi 200 milioni in più. Bene, c'è un motivo? Perché se c'è un motivo, ben venga. Ma se non c'è questo motivo, perché non utilizzare 200 milioni per l'integrazione sul territorio, sempre sanitario? Montante, lo chiediamo proprio, ad esempio, a Claudio Sinigaglia, consigliere regionale, vicepresidente Commissione Veneta Sanità. Buonasera Claudio, grazie per aver accettato, come sempre, la nostra chiamata. Allora, noi stiamo dibattendo con Giuseppe Montante, che è qui accanto a me, su come focalizzare questo intervento, perché credo che comunque siate entrambe sul pro, quindi nuovo polo ospedaliero, però ci sono dei punti che non sono chiari, ad esempio il Sant'Antonio che fine farà, rimarrà attivo, oppure chi finanzierà l'università e soprattutto c'è effettivamente un piano di bisogno studiato, quindi si è capito che tipologia in futuro magari di epidemie o di malattie possono intaccare la salute pubblica e da lì strutturare quindi un tipo di ospedale specializzato. A lei la parola. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Sì, buonasera a tutti, saluto. Il bisogno del nuovo ospedale è stato certificato da più studi. Ricordo che c'è stata una delibera che è stata approvata dalla Giunta circa 3 anni fa, che aveva fatto un approfondito studio su 3 possibilità: la manutenzione dell'esistente, il nuovo sul vecchio e il nuovo sul nuovo. Alla fine l'obiettivo di costruire un nuovo ospedale su una zona appunto diversa rispetto all'attuale è quella che ha convinto tutti gli operatori della sanità a livello regionale, perché stiamo parlando di un polo di eccellenza. Adesso, ai noi, l'azienda ospedaliera attuale, circa il 70% degli interventi sono interventi sempre di alta qualità, ma interventi di base che possono essere fatti anche in ospedali di rete. Invece il nuovo polo ospedaliero
eccellenza ospedaliera e universitaria con 1000 posti letto, e non più come adesso 1500 circa. È già un obiettivo diverso, un ospedale più policlinico, chiaramente sempre con la parte ospedaliera, legato anche alla didattica. Questo giustifica per esempio anche una maggiorazione dei costi, anche se paragonandolo ai costi del nuovo polo ospedaliero, vediamo che è sempre di 1000 posti, lì siamo arrivati a spendere 560-580 milioni e qui siamo in questo momento attorno ai 640-650 milioni, però c'è un 15% in più legato appunto alla presenza dell'università, alla didattica, alla ricerca, che sono già conteggiati nel costo del posto letto. Per questo arriviamo a questa cifra. La struttura in sé costa circa 430-450 milioni, basterebbe avere questi, basterebbe, forse un po' troppo Sinigaglia, però le chiedevo anche, sono stati 450 milioni, potremmo fare la gara d'appalto e costruire strutture, no? Polo ospedaliero. Il resto è arredamento, la parte tecnologica, trasferimento, la parte di urbanizzazione, l'esproprio, la sistemazione. Claudio, chiedevo però se gli studi di cui insomma ho posto quesito siano stati effettuati, perché Giuseppe Montante mi dice: io non ho mai visto studi effettuati sull'epidemiologia, su ciò che potrebbe essere insomma il bisogno, la necessità del cittadino. Questo è un ospedale che dovrà esistere per altri 50 anni. Sono stati fatti questi studi a detta sua? Beh, c'è una parte dello studio epidemiologico, dall'altra parte lo studio di che tipo di ospedale vogliamo in termini di vocazione, di finalità. La parte epidemiologica appunto è quella legata a che tipo di risposta sanitaria, la parte invece istituzionale è un ospedale di eccellenza, la cardiochirurgia, i trapianti, la chirurgia plastica, la neurochirurgia, ciò che è legato alle ustioni, è questo che caratterizzerà l'ospedale, perché il resto noi abbiamo bisogno di un grande hub a livello europeo, cioè questo realizzare a parte. Io vedo che c'è Montante che freme qua, che vuole porre una domanda. Sinigaglia, lascio parola a Montante. Questa è la destinazione che è stata pensata. Adesso noi, per esempio Sant'Antonio non va assolutamente non va assolutamente perso anche la caratteristica dell'ULS, della struttura diretta, Claudio, di qualità per gli interventi di base, ma quella è un'altra cosa. Qui abbiamo bisogno del polo di prudenza. Sinigaglia, le passo Montante, ecco. Claudio, tu sai che io condivido moltissimo su quelle cose che tu hai detto e quindi non c'è problema. Però ti faccio una riflessione, una domanda. Io non ho nessun problema a ipotizzare un ospedale di altissima tecnologia che serva anche all'università. Ben venga, secondo me è una cosa anche importante. Però, se un ospedale di 1100 posti letto sia un ospedale che risponde a degli studi di epidemiologia e di prospezione, ed è giusto che però che questi studi si facciano, il costo, secondo i tecnici di un ospedale del genere, sarebbe molto minore. Se la spesa aggiuntiva è giustificata dalle esigenze dell'università, e posso anche capirlo, però secondo te è giusto caricare le spese per l'università sul bilancio sanitario e non caricarlo su altri bilanci? Ti faccio un esempio. Il territorio ha bisogno di una integrazione di spese, bene, questi soldi non ci sono, potrebbero essere destinati anche all'alta integrazione, a potenziare gli aspetti sanitari del territorio. Tutto qua. Prego Sinigaglia, credo sia un'obiezione insomma giusta. Su questo siamo in sintonia. Altra cosa è il campus, cioè qui parlando di campus universitario, stiamo parlando di una struttura che nasce già con la parte, i posti letto sono pensati anche per la didattica, almeno una gran parte proprio per la relazione con l'università, ed è giusto a mio giudizio che l'università possa dire la sua anche in termini di risorse, però ecco, questo è già un ragionamento diverso rispetto al primo ragionamento che è fondamentale,
Lo vogliamo fare un ospedale con questa vocazione? Sì, facciamo. No. Facciamo. Chi paga, chi mette le risorse è un'altra cosa. Ma cosa facciamo? È importantissimo perché condiziona tutto il resto. Ma chiedo anche da profano, ma l'Europa in tutto questo, i famosi fondi europei di cui tanto si parla, non c'entrano niente? Non c'è la possibilità, diretti o indiretti, di arrivarci? Guarda che i fondi alla BEI a mio giudizio sono stati chiesti anche dal promotore e bisogna capire se è giusto che li chieda il promotore, se è giusto che invece li chieda la regione, se è invece fondamentale che ci sia un rapporto con l'Europa da parte della regione per chiedere un finanziamento, non solo ex articolo 20, ma anche in Europa. E c'è un altro nodo cruciale che è quello del project financing. Io non penso sia partito con il piede giusto con un project di cui le regole sono adottate dal privato, in questo caso è una SPA che ha fatto da promoter. Io penso che sia la regione che debba fare il progetto dell'ospedale e una volta fatto l'ospedale lo mette in gara. Allora io devo congedare Senigallia, abbiamo finito il tempo. Anche con apertura ai privati. Mi permetti 10 secondi? Io anche 2 ore è il regista che... Senigallia la devo congedare, ringraziandola. Ciao Claudio. Ti saluto. Grazie per la disponibilità sempre. Ci dà sempre una mano, quindi lo stimolo lo ringrazio. Allora, siamo alla battuta d'arresto perché io ho un regista che mi, che mi dice... imperano, noi tutti quanti dobbiamo inchinarci davanti al regista come è giusto che sia. Battuta finale. Prego. Allora, l'ospedale è giusto ipotizzarlo, sì. però sono un investimento notevole, soprattutto un investimento che riguarda la salute dei cittadini. Allora, se una cosa riguarda tanti soldi e un bene primario quale la salute dei cittadini, è giusto, corretto, trasparenza vuole che ci siano non solamente dei studi urbanistici e di fattibilità con tutte le cose giuste o contestazioni che ci siano, ma anche ci sia una forte riflessione su a quali bisogni deve servire, ma bisogni veri, prospezione di bisogni. Questo è il mio aforisma. Sì, lo volevo mettere proprio in chiusura. Sapere, perché se uno sa, capisce, se uno capisce può decidere una cosa va bene o non va bene, è giusto o non è giusto, cambiare, modificare. E la prima base della libertà dell'uomo, della democrazia, è l'informazione, la capacità di decidere, la capacità di valutare. Io ringrazio. Questo dovrebbe essere fatto, purtroppo è stato fatto fino ad ora a metà. Sempre, esatto, avviene. Io ringrazio, stavo dicendo, Giuseppe Montante, vice segretario nazionale ANAO Assomed. Grazie mille, di essere stato qui. Io adesso lancio il meteo e sappiate che dopo si parla di un altro laboratorio importantissimo per la nostra salute, quindi l'ARPAV di Padova. Quindi dicevo, lancio il meteo e dopodiché torniamo. Mi raccomando, non cambiate canale, noi siamo qua ad aspettarvi. A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis, cari amici, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. Intanto nella giornata di giovedì le temperature tenderanno ancora ad aumentare, ma come detto soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, tuttavia anche sul nord Italia si farà sentire il caldo che però verrà smorzato da della instabilità, tanto per cambiare nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio intanto la giornata di giovedì. Avremo cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso quasi dappertutto. Sui settori più occidentali, vedete, del Trentino Alto Adige, del Veneto e dell'Emilia Romagna, nuvole più convinte ed in effetti poi nel pomeriggio potranno apportare dei rovesci di pioggia proprio in queste zone più occidentali. Non escludiamo anche qualche isolato temporale, mentre procedendo verso est, quindi verso il mare, vedete situazione sempre più tranquilla con cielo prevalentemente sereno, venti orientali con dei rinforzi, temperature minime anch'esse in lieve rialzo, valori anche attorno ai 15 gradi centigradi. Vediamo invece cosa succederà dal punto di vista termico durante le ore centrali della giornata. Le temperature, come detto, tenderanno ancora ad aumentare, ritroveremo valori attorno ai 27-28 se non addirittura 29 o 30 gradi. Per ora è tutto, buon proseguimento di settimana.